Sono molto soddisfatto sia di prestazione che di risultato perché diamo continuità alla settimana che è stata impegnativa, è stata difficile, con la vittoria sulla Lazio, il pareggio in casa dell'Inter in Coppa e abbiamo aggiunto la trasferta impegnativa e difficile qua oggi a Firenze, quindi sono soddisfatto più che altro perché arriva davvero da prestazioni di carattere, di cuore, di mentalità che stiamo appunto sempre ricercando. E, riposo domani per le ragazze assolutamente, che è la cosa più importante in questo momento, devono staccare mentalmente e fisicamente e poi prepareremo bene il Como appunto in una settimana tipo, in una settimana normale, dove sarà una sfida difficile come tutte, perché sono davvero tutte difficili. Andremo sul campo del Como a cercare di battere una delle top 5 che non l'abbiamo ancora fatto. Sai bene che le spendo sempre per il gruppo. È chiaro che mi chiedi di Davina, è un difensore che non è la prima, però non è il primo difensore nostro a essere MVP. Questo mi fa piacere perché ci lavoriamo tanto, tra l'altro sui tanti gol subiti nella prima parte. Fa piacere che un difensore, oltre ad aver fatto gol, che sta facendo gol e assist, Davina, sta però difendendo bene, che è quello che poi ci interessa di più, come gli altri difensori e come tutta la squadra, perché noi stiamo difendendo bene da squadra. Ho detto a fine partita alle ragazze, siamo la squadra peggiore da incontrare, secondo me, a livello per quello che mettiamo in campo, della compattezza che mettiamo in campo difensiva e di mentalità.